Tutto senza costi per lo Stato. In Valle d'Aosta ora, dove i decessi a marzo e aprile sono raddoppiati rispetto all'anno scorso, la procura indaga sulle case d'accoglienza per gli anziani. L'inviato è Massimo Mignanelli. Giù c'è un paziente, cosa sta facendo? Sta facendo l'ecografia polmonare che serve per valutare i polmoni se sono affetti da polmonite interstiziale bilaterale. Quello è un segno importante per dire che il paziente è malato da Covid. Ospedale Parini di Aosta, qui le tende pre-triage sono allestite come pronto soccorso. I dati dicono che in proporzione al numero di abitanti la piccola Valle d'Aosta ha avuto un numero altissimo di contagiati e morti, 123 decessi su 993 casi totali, più della Lombardia. I motivi possono essere due. Il primo è che siamo una regione turistica, quindi c'è un grande movimento di persone sia in entrate ma anche di valdostani che vanno in vacanza in altri posti. Il secondo, che essendo una regione montana c'è una vita di comunità molto intensa. E i dati più recenti dicono che è positivo l'8% degli operatori. La situazione assume numeri drammatici nelle microcomunità, piccole residenze per anziani che non dipendono dalla regione. Abbiamo ancora all'incirca una settantina di positivi, ma per fortuna sono in fase di guarigione. La procura di Aosta ha aperto un fascicolo al momento senza ipotesi di reato né indagati, ma ha mandato in assa al rifugio Parloran, la più grande casa di accoglienza per gli anziani. Su 122 ospiti 40 sono morti, degli 82 rimasti, oltre la metà è positivo. Si cerca di capire cosa sia successo tra i monti della valle.